Oh, buongiorno, oggi è il 26 agosto 2020, siamo nella piazza centrale di Valmareno e ci apprestiamo a salire a Praderadego, rifugio Posa Puner, sempre verso Praderadego. Questo è un punto panoramico molto bello della strada che si percorre salendo e ci sono queste pareti a strapiombo che molto spesso sono sede di palestre di roccia, palestra di roccia e è un punto molto singolare. Oh, guarda che belle, queste rocce strapiombo, bellissime. Siamo quasi in arrivo a Praderadego. La giornata non è bellissima, ma mi sembra che tenderà al sereno. Ed eccoci in arrivo a Praderadego, 910 metri. Qui continueremo per Malga Canidi e via andare. Guarda che belle queste strade, è veramente una goduria percorrerle. Guarda che paesaggi che avevamo qua a un tiro di schioppo da casa. La Val Belluna, tutta la sua vastità, sempre in direzione Malga Canidi. Tiracchia, qui siamo, non so, ma non per brevi tratti. 15, 14, 15, 16% sicuramente. Allora, in arrivo alla Malga Canidi, 1240-1250 metri. Guarda che bella strada che è qua, vera, no finta. Ciao! E qui parte il sentiero dei mirtilli. Eccola qua la Malga. Guarda che bella. Oh, guarda che bella veduta che ti ha qua, appena sopra Malga Canidi. Che meraviglia. Peccato che sia queste giornate fosche e non è un rendimento il top fotograficamente parlando. Dopo Malga Canidi in direzione rifugio Posa Puner. C'è qua gli effetti del Vaia, c'è anche tanto di cartello. Guarda che meraviglia sti monti, mamma mia che bella che è questa strada. L'avevo fatta al contrario, forse in questo senso non l'ho mai fatta. Bellissima. Ecco, a questo bivio teniamolo a destra, potremmo andare anche a sinistra,
però seguiremo l'altro, il sentiero a destra che rimane un po' più in quota. Eccoci in arrivo a Maigamont. Guarda che bella questa strada pianeggiante, bellissima veramente, ben tenuta. Guarda che bella questa casa. Stiamo sempre in avvicinamento al rifugio Posa Punè. Bellissima sta strada, sempre in mezzo ai faggetti. Sempre in avvicinamento al rifugio Posa Punè. Guarda che vallatine meravigliose. La strada è a tratti piuttosto lunghi, cementata, che non è male, è una comodità in più, rende ancora più piacevole correre e pedalare in mezzo a questi monti. Bellissimo. Ah, che belle queste casere. Comunque è tosto sto giro, eh. Oh, bene. Siamo veramente addirittura d'arrivo. Un ultimo strappo di un centinaio di metri e avremo raggiunto una tappa importante della giornata, cioè il rifugio Posa Punè, che si intravede in cima a quella collina. Eccoci qua al rifugio Posa Punè, 1340 e 50 metri. Sempre una bella tappa, interessante. Giù in fondo si intravedono i laghi di Revine. Non so se sarà possibile vederli nel video. Il Piave sulla destra. Oh, stiamo scendendo dal rifugio Posa Punè, temperature belle fresche, e arriveremo giù praticamente a Combai. Malga Budoi, vendita formaggio. Guardati che qua sai che puoi fare un giretto con lo scuderino qua. Sì, guarda che bello che è questo posto qua. È chiuso però. Forse no, non so. Ecco, e questa finalmente no, però ecco, giunti all'asfalto, strada asfaltata che scende a Combai. Ed eccoci in arrivo a Combai, il paese dei marroni. Bel giro veramente, bello e bello. Adesso ci beviamo un bel caffettino con la grappa, visto che il tempo si è rimesso, e poi torniamo alla macchina
a Valmareno. Qui siamo a Follina, sempre impossibile non fare la ripresa dell'abbazia. Belle ste case del centrino storico. Eccola qua, l'abbazia famosissima. Allora siamo a Follina, al Bar Cavallino, ci sorbiamo un bel... Bene, siamo a Follina, di ritorno siamo al Bar Cavallino, ci stiamo gustando un bel caffettino corretto, meritato, dopo questo giro abbastanza impegnativo. Alla fine saranno 45 km, un 1400 metri di dislivello, però a tratti molto, molto impegnativi, soprattutto il tragitto che va da Praderadigo a Malga Canidi è una forte pendenza e abbastanza lungo anche. Poi c'è un po' di su e giù, strappetti anche impegnativi, paesaggi bellissimi sulla Val Belluna, sulle Prealpi, strade comunque sempre ben percorribili e niente, poi ci siamo fermati al rifugio Posa Punera, abbiamo mangiato una tagliatella ai funghi e poi il tempo non prometteva male, quindi abbiamo deciso di scendere per Curzio e poi a Combai e di nuovo qui. Bene, ciao, per il solito discorso nel campo descrizione il link per scaricare la traccia. Ciao e alla prossima.